Tanta rabbia. Un'unica parola, rabbia. Il sentimento che da quando è esplosa la bomba Popolari Venete vive nell'animo delle migliaia di correntisti e azionisti di BPV e Veneto Banca. 200.000 risparmiatori azzerati e sembra che non gliene frega niente a nessuno. Fra l'altro è tutta gente che ha lavorato una vita, che erano i soldi che gli servivano per la vecchiaia. Ci devono dare i nostri risparmi che ci hanno tolto in una maniera illegale e indecente. Non hanno rispettato la Costituzione. Rabbia che se possibile è aumentata ulteriormente dopo il decreto del governo per l'acquisto dei 2 istituti di credito da parte di Banca Intesa. E durante la fiaccolata di Vicenza nessuno è stato risparmiato dagli attacchi da Banca Italia e Consob ai politici. Io ho incontrato praticamente centinaia di persone che piangono, che sono disperate, hanno il diritto sacrosanto, se siamo uomini e se è una democrazia, di ricevere i loro soldi. Se uno ruba una mela gli fanno il processo. Qua hanno rubato a 200.000 persone e tutti sono fermi. Non può essere questo. Presenti anche diversi amministratori locali. Sono qui anche a testimoniare e a rappresentare la cittadinanza di Marano in questo frangente, quindi è un dovere di rappresentanza. Il timore di risparmiatori e azionisti è che l'operazione di salvataggio possa mandare in fumo le loro speranze di risarcimento, ma le associazioni rassicurano. È avvenuta la transazione insoddisfacente dei 119.000 risparmiatori e dico a questi risparmiatori che stiano tranquilli, è in sicurezza perché è stato passato nell'attivo della banca, quindi chi ha preso il 15% è in sicurezza. Abbiamo fatto una richiesta di un fondo per le vittime da reato di aggiotaggio, ostacolo di vigilanza bancario.